Buondì cari amici della Maratona Veneta, ancora una parola, fia strana, un fia che non conosciamo tanto. Dretto, le è il raverso de sanco. Cosa vuol dire sanco? Sanco vuol dire, sanco se la man sanca, no? Quello che in italiano sarebbe sinistra, che stranamente la parola dretta, dunque destra, che somiglia abbastanza in tutte quante le lingue, no? La droite in francese, che sarebbe la dretta, appunto, paniate, o la dritta anche. Anche in italiano si può dire a dritta nel senso de destra. Invece la sanca, bon, è una parola che cambia in quasi tutte quante le lingue, che è sinistra, però si può dire in italiano anche a manca, no? In francese è a gauche, izquierda in spagnolo, no? Left in inglese. E ora, è strano, però la sanca la cambia dappertutto, invece grosso modo sta parola qua la resta compagna. Mi volevo però, in realtà, farvi l'eserve che sta parola, il dretto, in sto caso, come sostantivo, come nome, riguarda il quello che noi diciamo in italiano il diritto. In Veneto si è scritto tante volte il diritto, e ora dretto vuol dire sia, come si dice, che va verso destra, sia anche, che significare di diritto. Boh. Cos'è il diritto? L'insieme delle regole che norma la comunità. E allora, dopo ve leso un toccateo qua, da una roba di diritto del mio trasento. Però, volevo farvi capire sto passaggio qua. Quando che si parla del Veneto, della lingua veneta, si dice che non la esiste, qualcuno dice che non la esiste perché la cambia da un posto a che altro, da una persona che altro, da un comune a che altro. Beh, il diritto fa la stessa roba, perché se che pensi bene, uno potrebbe dire che siccome che il regolamento di edilizia, per esempio, che è a Treviso è differente da quello che è a Vicenza, e allora non esiste nessun diritto in Italia, perché tanto cambia da un comune a che altro. E potremmo fare, cioè tutte le norme che fa i comuni, le norme del diritto che fa i comuni, le va a modificare la realtà micro della popolazione che abita. E ora, se mi sono residente in centro a Vicenza, gavarò di un diritto differente da quelli che abita fuori da Vicenza. E quindi sarà tutto un diritto, tutta un'altra roba? No, che sei delle piccole norme che bisogna che localmente va doparare, che invece fuori se puoi anche non dopararle o non è neanche vincolante. Invece, però che sia un insieme di norme e più che se va su, più che sia un insieme di robe comune che avevo, no? Quindi se uno dei cittadini italiani abita in Italia, la norma principale, la struttura principale, quello che fa l'identità, diciamo, giuridica, la sé, e la Costituzione, potrei dire uno. Ecco, ogni lingua ha la sua Costituzione, una serie di principi fondamentali che tocca a tutti quanti e perché il principio là è appunto è quei fondanti del sistema. Dopo a cascata localmente può essere delle varietà e che sarà sicuramente perché tutte le robe le cambia in te realtà, del spazio e del tempo. Io voglio però l'eserve, l'importante è sta roba qua, perché se no vuol dire che se diciamo che il Veneto il cambia da un comune all'altro, donca, non si viene la lingua, e ora non avevamo capito che tutto cambia da un posto a che altro, tutta la realtà è così. Ma non per questo non si può dire che non esiste nessun Stato italiano, non esiste nessun diritto italiano, perché cambia, che sei norme del mio comune che cambia da quelli del tuo. Ecco. O addirittura che non si se capisse che i funzionari non si se capisse tra di loro. Sto qua, che è un bel libro, che rancura su documenti fino al 1321 che si è data de morte di Dante, indicativa insomma, cioè per dire Dante era ancora vivente e già in Veneto si scriveva senza problemi anche a robe per esempio qua che è del diritto. Allora, ve leso sto qua proprio del 1321, un toccateo, a sé una sedola testamentaria, insomma un testamento, e de Nassiora, che è una introduzione iniziale in latino, che nostro quale è i nomini Dei eterni, amen, anno incarnazione Domini nostri, Gesù Cristi, millesimo, trecentesimo, vigesimo, mensis januari, die quarto, exeunte, e avanti così. E dopo dice, Eo Costanza, del suo nome, mujer, quen sedredo de ser san de fan, fano.
così con anche il naso saranco, della contrada de Saint Julian, ordeno mie commissarie donna Catarina, mujer in sedredo de ser Lunardo Spesier, diletta sor mia, sorea, no? Sorea è il diminutivo de sor, che lo paremo neanche ancora adesso. E Catarina, figlia mia, e ser Bortolamio da Moulin de Saint Julian. Ecco adesso attacca a dire cose che a voi. In prima di tutto ordeno a pagar dretto decimo, il diritto decima. Item voglio, item è una parola latina, il diritto si adopera spesso parole latine. Item voglio et ordeno che sia celebrato 1000 messe, delle quali io voglio che sia celebrato 100 messe allo logo de Saint Mattia de Muran, là che io leso la mia sepoltura. E sento in l'aglesia, sto quasi anche questo è un termine, tanto vi sia il latino ecclesia, da dove che dopo si è visto fuori Gesia e Cesa, de Saint Julian, e sento a Saint Lio, e sento a Lifrar predicadori, ancora lasso a Saint Mattia de Muran soldi diese de grossi per la sepoltura, item lasso alle congregazioni libre 9, item lasso libre 50, che de quelle sia, che sia una doppia qua, sia comprato drappi e fostagni per vestimente de poveri. Item lasso libre 40, che sia comprato 4 centenera de tela per far camese a poveri. Item voglio et ordeno che sia distribuito per anima de color tutti, li qual per alcun tempo eo avesse defraudato per cason desogo o d'oltro inganno soldi 21. E ora anche qua che era addirittura il pensare, ma non se ho combinato qualcosa e salta fuori a problemi, destino una quota del mio testamento, del mio asse ereditario, anche per sistemare eventualmente se che non combinate per un motivo o perché altro. E ora, se rendiamo conto che il Veneto sa quanti esisti qua? 700, anzi 698 anni fa, e poteva fare queste robe, e puoi farle anche adesso senza problemi. Perché non potrissimo andare dal notaio e dire che voi, guarda, ragazzi, sono mio figlio a casa che ho qua, me ne vodi, scrivi il conto in banca, arrivederci e grazie, anzi saluti e sani. E punto, questa è comunque una volontà testamentaria. Così. Potrissimo fare sta roba, ma insomma... Se vuoi fare il testamento, basi il testamento olografo, scrivi in Veneto. Va bene, anche perché bisogna sempre salvare la volontà del testatore. 32 che abbiamo fatto. Così, buona conclusione della settimana e se vediamo domani con una nuova settimana della Maratona Veneta, che se che mi passi anche il naso sarà. Ciao ciao ciao!